Un altro match da non perdere tra due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla stessa fame e dalla stessa voglia di tornare a fare risultato. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 18ª giornata, la 7ª di ritorno del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, kick-off calcio a 5 femminile. Match importante appunto per tornare a fare punti, mentre invece l'Audace vuole blindare, si può dire, la salvezza poi a 4 partite dal termine. Ritorna il pallone, si avventura in un tentativo di dribbling, gran dribbling poi centralmente per la palla sul mancino, respinto da Coppari che respinge poi un altro mancino, quello di Maretti, allarga poi il pallone Everin molto sapientemente per Melissa Barban che capita tu con Peppe e poi Maretti, la deviazione, il tocco di mano, calcio di rigore per l'Audace Verona, il tiro di Maretti contro Peppe, Maretti calcia, ha parato Peppe, ha negato la gioia del gol all'Audace Verona a Greta Maretti. Nel frattempo poi Puttoff cerca di destreggiarsi in una largo nuovamente da Greta Maretti, punto occhio negli occhi Jennifer, ancora Alex Bagnolo, il tentativo con il mancino quando ormai forse aveva perso il ritmo giusto per andare a calciare con più intensità e più la palla dentro per Bovo, Bruna Borges che calcia sul primo palo, grande risposta con i piedi di Marta Verdù, bellissima azione della kick-off che l'ha già battuta, attenzione che c'è Barban Melissa, attenzione davanti a Pepe, non riesce a calciare, clamorosa occasione per l'Audace Verona, però per Melissa Barban, Natascia Brown, palla dentro, Puttoff, il gol, attenzione però, il gol è stato realizzato con la mano, c'è stato anche il cartellino giallo, clamorosa anche in questo caso la chance fallita dall'Audace Verona. Il rilancio di Verdù, ora sì che suona la sirena, a termine di regolamento bisognava aspettare ancora qualche secondo sul proprio braccio e quindi giustamente a termine di regolamento gol invalidato dalla coppia arbitrale composta oggi da Carlotta Filippi di Bergamo e Bartolomeo Santarpia di Castellammare di Stabia, che allarga sulla sinistra per Baldassarri, punto occhio negli occhi Putto, calcia in diagonale, la deviazione da parte di Natascia Barban, il gol di Jennifer Baldassarri. Come è andata? 45 secondi all'interno del primo tempo, l'Audace di Coppari che scambia con Baldassarri, va da Bruna Borges, ancora da Coppari calcia, ha parato Verdù e poi Elena Teani ha respinto ancora la difesa dell'Audace Verona, Baldassarri in diverse occasioni, anche il vantaggio ottenuto nel corso del primo minuto di gioco. Attenzione però a Melissa Barban che ha capito tutto, Melissa Barban davanti a Pepe, si fa ipnotizzare e poi si fa ipnotizzare anche Natascia Barban, incredibile occasione fallita dall'Audace Verona con le due gemelle Barban, prima Melissa e poi Natascia, che hanno calciato in entrambi i casi. 15 secondi al termine, attenzione che è tutta sola Manieri per Bruna Borges colpisce in pieno Verdù che poi si alza e poi attenzione a Bruna Borges che trova Manieri, Jessica Manieri, 8:42 dal termine del match, 2-0. Coppari che poi si allunga troppo il pallone, attenzione a Everin per Melissa Barban ancora addosso a Peppe, altra chance sprecata dalla numero 9, ma il braso terra verso Bovo, in un primo tempo anticipato da Everin, ancora Bovo a controllare male il tentativo da parte di Melissa Barban, prima Bruna Borges, poi Peppe su Natascia Barban, Bruna Borges esce dal pressing molto bene, Everin che recupera il pallone in mezzo a due giocatrici, in mezzo a Jennifer Bovo, il tentativo, attenzione ancora di Evelyn da posizione defilato, Coppari, finta di rilancio e controllo con la sola da parte di Jennifer, Bruna Borges, gran dribbling, Bruna Borges, Evelyn va a vuoto, Verdù esce sui piedi di Jennifer, all'Audace Verona il tiro poi di Maretti proprio sulla sirena, l'ennesima respinta di Peppe, torna alla vittoria dopo un girone intero. La kick-off, suona le sirene del Pala Lupatottina che saluta appunto la vittoria della formazione di Riccardo Russo, 2-0 sull'Audace Verona, le reti entrambe nella ripresa da parte di Jennifer Baldassarri e di Jessica Manieri.